Ladies and gentlemen, signore e signori, Il Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. Buonasera, applausi, benvenuti. In realtà non voglio sapere che cosa mi aspetta, perché visto il 2020 come è andato non voglio progettare un bel niente. Però posso dire che sto lavorando tanto, sto scrivendo tanto per realizzare qualcosa di mio, come è successo dall'inizio di questo lockdown, no? Tu sai che io ho iniziato a scrivere prima di aprile, quando hanno chiuso tutta Italia. Ad essere sinceri sembro reato, non lo sopporto, no. E tu non dirmi no. E tu non dirmi no. Insomma, io vi seguiamo, vi supportiamo, io vi seguo da tanto tempo quando vi invitavo la mattina e voi, vero? E ci svegliavamo, ci svegliavamo. A che ora andavate da Vincenzo? No, Ditelo loro pubblicamente. alle 7 del mattino, in alcune puntate, si presentavano nella mia trasmissione, erano felici e contenti, ma proprio... Ora mi sono ricordato perché lo odiavo. Esatto. Ora mi sono ricordato. Ma non ti preoccupare, Vincenzo, un giorno noi faremo una trasmissione e ti inviteremo ai 6 magazine. These in love, it's clear to see. But darling, stay with me. Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. Una giornata dolorosa perché è riemerso tutto, non è che abbiamo dimenticato in questi mesi quello che è accaduto, quello che purtroppo continua ad accadere, perché certi ricordi veramente rimarranno sempre nei nostri cuori, quel dolore, quello che è accaduto, soprattutto nella mia città, che è quella proprio è la città che ha pagato più di tutti, perché oltre 6.000 persone non ci sono più, non c'è una famiglia nella nostra città che non sia stata colpita direttamente o indirettamente da questo terribile, orribile virus. Io stesso, la mia famiglia, se ne sono andate 7 persone, no? 3 parenti, due amici di famiglia. I do just for you, make me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. Dice spuate. Ti abbiamo dedicato qualche nota, non so se l'hai sentita dal maestro. Io stavo cantando insieme al maestro, facevo le controvoci, controcanti. Aspetta, perché queste sono esclusive. Scusi, ma Silvia, me lo permetti, me lo consenti? Riproviamoci, tu fai quello che vuoi, perché pure che fai in playback, così pure. Però per me è esclusiva televisiva, lo sai, prego maestro, vada. Ragazzi, Silvia Mezzanotte. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. Ha visto chi è? Signore e signori, Marco Manera Stacchetto! Eccolo qua. Ma buonasera. Capapela frate, vai. Il finale, vada. Il finale, dai.
così, contro ogni forma di solitudine. Il coronavirus ci vuole da soli. Questo è così. Grazie. Assolutamente. Un grande saluto a tutta la regione Sicilia, che è una regione magnifica. Noi ci siamo stati solo una volta, però è magnifica. E chi ci sta? Due volte. E una era troppo sballato per ricordarla, sicuramente. Bravo. Per favore, manteniamo l'aplombo con i Dell'Ai, che devono pensare i Dell'Ai, che sono finiti in un circo. Io sono Luca, i Dell'Ai, ragazzi, vi vogliamo bene, grazie per essere stati con noi. Com'è la canzone? Ritornello, vai! Per Luca in fondo con gli amici sta bene, non si vergogna quando deve parlare. Anch'io compro siciliano, vedo, anch'io compro siciliano. Ecco, questa era questo è The Game. È fortuna, perché l'X Factor nella vita, ragazzi, è la botta di culo. E praticamente avevo visto il Gladiatore, c'era questa colonna sonora del Gladiatore bellissima e mi era rimasta in testa. Quando mi arrivò papà Sailors fighting in the dance hall. Look at Joseph give him and go. It's the freakiest show. Take a look at the love man, beat it out the wrong guy. Wonder if you ever know. It's in the best in the show. It's the life on. Negli USA, nei primi 3 mesi del 2019, gennaio, febbraio e marzo, abbiamo venduto 72 milioni di copie alle prime 3 persone. Alle prime 3. E ora ti do il dato più importante. Nei primi 3 mesi del 2019, gennaio, febbraio e marzo, noi due con il nostro CD abbiamo fatturato, nei primi 3 mesi del 2019, gennaio, febbraio e marzo, noi due abbiamo fatturato, nei primi 3 mesi del 2019, del 2019, noi due con la legge dei nostri CD abbiamo fatturato, nei primi 3 mesi del 2019, noi due con il nostro CD abbiamo fatturato 135 milioni di euro e questa è soddisfazione. E questa è soddisfazione. Sì che mi potete no, lascia stare. Perché questo vuol dire. Complimenti. Totino, complimenti, Totino, complimenti. Questo vuol dire. Tanti soldi, tanti soldi. A chi ha? Quanto abbiamo venduto? 135 milioni di euro abbiamo incassato 135 milioni. Che se noi avessimo incassato 135 milioni di euro, stasera eravamo catta. Grande. Dicessi di parlare della tua dieta. No, io a parte dopo Pasqua, dieta ancora. Biondo, che c'è? La TV ingrassa. A parte la TV già 3 chiletti, l'espertino. No, però sto bene. Guarda, sono distribuito, sto veramente bene. Stacchetto si accomodi. Signore e signori. Sergio Vespertino! Deve entrare. Ci ha portato via un grande amico, un grande della musica italiana, quindi lo voglio ricordare con te, visto che a Sanremo non l'hanno fatto, e siccome Roby ci teneva, e siccome so che ci tieni anche tu, Stefano Dorazio.
Volevo personalmente che anche tu ricordassi, insomma, quelli che sono i magici Pooh, quelli che hanno regalato canzoni meravigliose, anche insieme a te. Beh, Stefano è un pezzo importante della storia dei Pooh. È entrato a sostituire Valerio Negrini, che si era un po' rotto le scatole e aveva più voglia di scrivere che non andare in giro la notte. È stata la fortuna di tutti, anche la sua, che poi ha scritto cose straordinarie. Stefano era un grande autore, un amico, un ragazzo, un uomo intelligente. Io me lo ricordo ragazzo e poi l'ho visto in Reunion, un uomo grande che avrebbe lasciato ancora di più segno nella storia. Ha scritto delle cose importanti e stava lavorando a un progetto che non voglio dirvi io, ma credo si chiami Parsifal, e che prima o dopo vedremo e ci ricorderemo di lui ancora di più. Bello è l'amore e chi lo sa fa, è bello è l'amore e chi lo sa fa. Era la figlia di bella via, che ne dica tu che me dica via, però la mamma ci lo diceva, che ne dica tu che della Lucia. Era la figlia di bella via, che ne dica tu che me dica via, però la mamma ci lo diceva, che ne dica tu che della Lucia. Pizzicarella mia, pizzicarella, pizzicarella mia, pizzicarella, lu camminare to e lu camminare to, pare che balla, pare che balla, pare che balla, lu camminare to, pare che balla, ninna ninna ninna. È bello è l'amore e chi lo sa fa. Allora, hai vinto il premio SIAE a Genova. Sì, il premio SIAE e poi questo premio dedicato agli autori di canzoni, che si chiama Genova per voi, che adesso mi permetterà di lavorare con Universal, quindi di scrivere per i cantanti, per interpreti, insomma, di lavorare e collaborare con professionisti di questo settore, quindi sono molto Giulia, contenta. tu ovviamente ti aspetteremo qua poi in studio, grande emozione per il tuo nuovo singolo, abbiamo sentito qualcosa di questo in questo montaggio di clip, sei emozionata per questa uscita del singolo? Assolutamente, sono molto emozionata, anche perché insomma erano 2 anni che non pubblicavo qualcosa di nuovo, quindi è stato molto bello, è molto bello di nuovo tornare o in giro a parlare di me anche per radio, scrivere nuova musica, insomma in questo momento progettare è quello che... Anche se la notte non dormirà, io non vedo i colori, li vedo sempre neri. Il premio. Signore e signori, in collegamento, in presenza, i patroni di Io Compro Siciliano, Stacchetto! Giorgiani! Il carattere del siciliano che è sempre un po' restio, noi siamo riusciti a unirla e questa è la forza che a livello internazionale viene vista, cioè la Sicilia unita. Quindi grazie, tanti sono i progetti, l'abbiamo sempre detto, la Sicilia è un continente, quindi abbiamo toccato turismo, abbiamo toccato formazione, abbiamo toccato sociale e lo rappresenta anche questo premio. Faccio così. Partiamo così. Stacchetto, vada maestro. Ma buonasera. Buonasera, benvenuta. Grazie. È un piacere. Lei successi televisivi. Di più. Ricco e buono. Vedi. Veramente? È ricco e buono. No, non so se sta in punizione. Ascolti, ascolti, lei può entrare. Ogni bota a mezzi dell'enta riesce con nave niente, anzi è lentissima. Io me ne vado davvero, ti aspetto già da troppo. Davide Giotti! Com'è? Salsa per. Cioè, ragazzi. No, adesso però non buttiamo parole avanti, non è che mi domani i danni per questa cosa, no. Spero di no.
ti ricordi? Fiore di limoni e gelsomini, che c'è nella mia terra sui cammini. Mi sento un forte cuore di unioni. Grande! Guardando chi sta gente che ridi. E tutto e niente, questo non fa per me. Stavo meglio in mutande, sola senza di te. Ma fa male stare solo a guardare. C'è un cartello con su scritto non toccare. Ma fa male, non so più respirare. Bevo birre ghiacciate, cristalli di sale. Non buttarla via così, la tua vita vale molto di più. E ricorda che qui non è una serie TV. Ma fa male stare solo a guardare. C'è un cartello con su scritto non toccare. Ma fa male, non so più respirare. Bevo birra ghiacciata e cristalli di sale. Fa male, fa male, fa male, fa male. Bevo birra ghiacciata e cristalli di sale. E con grande piacere che a Sicily On Air abbiamo il vincitore di Sanremo Giovani 2021, mi sento veramente in questo caso il conduttore del festival, Gaudiano! Ciao, buonasera a tutti. Quando te capita di suonarla, quando te capita. Guardi, Gaudiano, ci siamo permessi, ha fatto l'applauso, ti ha fatto l'applauso. Complimenti maestro, bravissimo. Io continuo infatti. E allora, intanto complimenti, dico, tu lo sai che noi in Sicilia avevamo, lo sai Gaudiano, che avevamo un altro... Il grande Davide, Grande certo. Davide che abbiamo avuto in collegamento la scorsa settimana, però hai vinto tu e oggettivamente hai vinto con una canzone bellissima, quindi ti facciamo i complimenti alla Sicilia, caro Gaudiano. Stai fermo perché ha preso la chitarra, non era previsto nulla e siccome lo tengo stretto questo momento di Sicily On Air, non so se... Perché tutto quello che mi resta è una domanda, polvere da sparo, un solo colpo da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione, se mi guardo allo specchio vedo te. Io vedo te. Se mi guardo allo specchio vedo te. Io vedo te. Se mi guardo allo specchio vedo te. Vabbè. Per chi ha studiato una vita e si ritrova ad emigrare da un paese che i suoi figli non sa valorizzare, per chi rimane senza studiare e per la strada affronta il quotidiano esame, chi ha sete, chi ha fame e chi ha sociale, per chi cerca la forza sopra un letto d'ospedale, per quel che vale, la vita scorre sul selciato, sfida con il fato da quando sei nato finché resti senza fiato, per chi fa l'uomo sicuro e soffre di panico e chi non pensa al futuro, no, bisogna atavico di una generazione che fa i conti col proprio passato, passa montagna per gli scontri col presente ingrato, per chi la notte che fai, botte di coca e sgasa, connesso al mondo wifi ma chiusi dentro casa, in un paese che dorme ma che non sogna, regno d'Italia, tocca gettare il cuore oltre l'infamia. Assolutamente improvvisato, temevo questo momento. Lei ha fatto una cosa molto importante a proposito sociale, perché la cosa importante sarà, a parte il teatro, tutte queste cose, è vogliamo eliminare le differenze. Non ci sono differenze né di sesso né di colore, dica qualcosa solo di età. Solo di età, solo di età. Che per una dimensione mentale, disse Einstein, quindi io
Lei insieme a altri attori. Sì, allora l'idea e il progetto e tutto quanto è dei Sansoni, di Fabrizio e Federico. Li salutiamo. Che salutiamo, io sono onorata e fiera di essere stata coinvolta da loro in questa avventura. Che abbiamo fatto in un pomeriggio col cuore, veramente, e con la buona volontà di Marco Maria Correnti e di altri che erano tutti a supportare, comprese le mamme dei ragazzini che sono stati lì tutto quel pomeriggio caldo da impazzire, e questi però bambini che hanno capito l'importanza di ciò che stavamo facendo, solo che questo video ha avuto una condivisione che nessuno si aspettava. È vero. Sinceramente, qui siamo e continua ancora a girare il mondo. Adriano, mi fai un saluto? È bravo, è forte questo pianista, mi piace quando suona. Adriano, dobbiamo andare A avanti. mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia. Bravo. Bravo, è molto bravo. Adriano, grazie per essere stato con noi. Viva Io Compro Siciliano, lo puoi dire? Perché sai, detto da te, Adriano Celentano, insomma è una cosa bella. Lo dici? Certo, quanto mi paghi per questo? Perché Dai, un regalino, ti prego. so che ci sono quelli importanti lì da te stasera, no? Sono loro, sì. Dai. Allora io dico... Io compro un siciliano, mi consenta, scusate la voce è uscita così. Alessandro Gandolfo, grazie! Grazie Ale! E se tu rinascissi io, girassi tutto il mondo, a segutassi sole, tutto l'anno e a diventare onnivoro, mi confonnissi all'Africa, rincia, una valigia poi a ricogliere su savore tutti i colori, i giornate onnivori e pestocchi grandi, occhi che parlano solo, occhi mescati di rabbia e d'amore. Cape mia su musica. La terra mi pare infinita, vedi là tutto, una basta una vita, d'America fino a Sina, eppure un viaggio in una cartolina. Sì, la cosa che mi rende più felice dei commenti che mi arrivano da parte dei miei lettori è scontato naturalmente per tutti quelli che appartengono alla Sicilia, mi fa piacere che intravedano e leggano tra le righe quanto io amo questa terra. Però mi fa molto piacere leggere di commenti di altri che provengono da tutte le altre straordinarie, fra l'altro, regioni d'Italia, perché l'Italia è un paese magnifico, che attraverso la descrizione che io faccio dei luoghi, in particolare della mia provincia, quindi la provincia di Ragusa, si innamorano di questa terra. Quindi diventare, insieme a tanti, insomma, in questo momento voi siete i testimoni di questo, un veicolo della cultura siciliana, quantomeno in Italia, è una grande soddisfazione. Ficarra e Picone. Ciao, Grazie per secco ragazzi, che regalo straordinario, la prima puntata di Casa Minutella. Questa è proprio la prima? La primissima. Che si poteva partire dalla seconda, invece potevamo partire perché è un dalla ragazzo seconda. ordinato, questo Un ragazzo ordinato. È un ragazzo Mi piace la scenografia, ordinato. siete- Molto bella, La complimenti. verità, Piccia, mi dovete dire No, la no, verità. complimenti, bello. Ti rispecchia, diciamo, è una scenografia. E allora, è un ragazzo ordinato. Io ho scelto questa clip perché Salve Valentino sono un po' due, come dire, i due angeli custodi di Minutella, perché anche in molti eventi, mi ricordo un evento bellissimo alla Renzo Barbera, la mega partita tra la Real Atletico Salvuscio e Real Valentino. Insomma, e poi soprattutto Casa Minutella, che adesso è giunta alla edizione numero... Allora, ufficialmente 16 16 di TV, più 4 di radio che facevamo insieme, e quindi adesso sono 20 anni tra radio e TV. Ti manca quel tipo di salotto, visto che tra le critiche costruttive, positive, c'è
ovviamente un minuto era diverso in quel salotto lì, in quell'appartamento che poi era, rispetto all'edizione di quest'anno prodotta a Blog Sicilia, Video Regione. Insomma. Devo dire con grande onestà, quella ha fatto il suo tempo, nel tempo in cui potevo farlo. Io ho avuto la benedizione dal cielo di incontrare Biagio Semilia, il professore Messina, che durante il periodo di lockdown mi hanno istradato a tutta una serie di attività legate al PC, ai collegamenti. Io manco sapevo che alla mia casa mi poteva collegare con ben assai, per dire, a New York, no? E sono due format completamente diversi. Oggi io ho a disposizione la tecnologia, una redazione intera di persone che lavora con me. Va in onda il martedì. Bravo. E il giovedì. Mamma, le so tutte. Le so tutte in diretta su Blog Sicilia e Video Regione, e poi la sera alle 18 su Radio Fantastica. Non lo perdete perché insomma è un format di grande successo. Grazie, però lasciami dire che io sono solo la parte finale, no? Perché poi dietro c'è... Diciamo tutti così, però insomma, tu sei autore della tua trasmissione. Beh, io sì, cioè, insomma, la penso insieme a Biagio e a tutti gli altri, però c'è un sacco di gente dietro che ci lavora e io mi ritengo fortunato perché comunque in un periodo del genere riuscire a fare produzioni come stai facendo tu insieme a te. Allora, intanto devo dire una cosa, Scruscio si svolge a Palazzo Domal, che è il nostro museo di Terrasini che gestiamo anche insieme al comune, una cosa... un posto meraviglioso dove c'è una collezione di carretti siciliani unica, veramente unica, e una collezione di insetti altrettanto unica. Là c'è la collezione del principe Raniero Alliata di Pietra Tagliata, il principe mago. È uscito un libro qualche mese fa a cura della regione. Ma la notte sì. Io chiamo, può continuare col cappellino, può continuare Silvia Nicchiarico, Gabriella Mancini. Ciao. Buonasera donne, Silvia Nicchiarico, Gabriella Mancini, Silvia Nicchiarico, naturalmente per uno che fa la radio, una delle voci importanti di RTL 102.5. Silvia, benvenuta. Grazie caro Canzone, si chiama Canzone di cognome? So Canzone, che ci posso fare? Tu hai a che fare con altri. Silvia, ma è bellissimo, cioè, si allunga la vita, sai che la musica allunga la vita, perciò... È vero, ma senti, a Nicchiarico, lei fa la notte, il weekend, che fa la notte su RTL? Faccio notte, RTL 102.5 dalle 3 alle 6 di mattina e venerdì, sabato e domenica, e si chiama Malanotte No. Comunque, dato che ho trovato questa mia carissima amica che si chiama Gabriella Mancini, è stata molto ma molto brava a darmi retta e per 3 anni l'ho praticamente massacrata. Esatto. È vero, Gabriella ti ha massacrato, avete scritto insieme, cioè avete collaborato per questo libro, non so se ci abbiamo la copertina, fatemi vedere la copertina del libro perché è molto bella, avetela fisicamente, poi vabbè, eccola là, ma noi siamo professionali, noi siamo qua. Ciao Dario! Ciao Vincenzo, vedi è proprio perfetto. Sono emozionato anch'io perché vedervi su un palco dal vivo, una di quelle cose che difficilmente in questi mesi abbiamo visto, mi fa molto piacere. Senti, anche se sono chiuso nel mio studio. Però hai visto vabbè, che palermitani, siciliani, abbiamo Biondolillo, Fafaia, Smeriglio, abbiamo Gino Carisse Vanfiore. Tu manchi da Palermo da un po' di tempo. Sì, fai conto che io sono sceso a Palermo per Natale, non è stata una bellissima esperienza, ma non perché Palermo non sia la mia città, perché purtroppo è venuta a mancare la mia mamma a dicembre, per cui tutta una serie di vicissitudini, però sì, devo dire che ogni volta che torno poi sento sempre di più il legame con casa e questa cosa... evidentemente forse è arrivata più tardi negli anni. Allora, cioè io sono andato via molto Dario, presto. siccome avevo il piacere di condurre con te una puntata istituzionale qua dal Mobo di Palermo, perché tu sei molto palermitanazzo, diciamolo, lo sento anche il pomeriggio quando sei in diretta su Radio 105. Sì, che mi lascio andare proprio. No, lo so, e lo so che me l'hai promesso, siccome arriverai, magari poi non saremo più in onda, stasera questa parte finale la conduciamo insieme. Intanto tu sei il programma di fascia tra le 16 e le 18 in Italia, tra i più seguiti, 105 Music and Cars insieme. Lo stai dicendo tu, io me ne lavo le mani queste affermazioni perché potrebbero essere... Radio Monitor, Giorno Medio, insomma li studio anch'io. Lei è Fabiola perché insieme conducete questa trasmissione il pomeriggio. Fabiola per te non è un'amica, non è una collega, è una sorella.
Sì, abbiamo costruito negli anni un rapporto che va al di là del lavoro e quindi in effetti quando uno dice ma che lavoro fai? Io dico sempre in realtà lavoro è una parola un po' sbagliata per definire quello che faccio, sono 2 ore che in realtà volano ed è un divertimento ed è un piacere poter condividere la mia gioia, che è quello che faccio, con chi ascolta la radio. Insomma, è una fortuna. Tu mi capisci perché anche tu fai la radio. Tu in realtà fai 800.000 cose, Vincenzo. La verità è quella. Hai anche un po' rotto le palle, diciamo la verità, fai troppe cose, anche basta. Dobbiamo farla. Sei sempre il solito. Pensi quando non siamo là parlando e si ritina chi sono teniamo tra l'occhi tutti e due ne tagliamo una Russia una faccia e poi ridemmo ballando e sospirando, le mani in afferrammo e li stringemmo. Lo sapere qua finisce Brava, preparando qualcosa di Manfiore, non ci vuole spoilerare qualcosa? No? Nulla? Miliardi di cose sto facendo, dico, non mi fermo mai. A parte giocare a padel? Giocare a padel, quello tutti i giorni, è un programma radio, un paio di format geniali, almeno cerco sempre di trovare una chiave di lettura geniale, anche un film, perché non dirlo? Sì, probabilmente, non mi fermo, è giusto che sia così. Cioè... Carissa, pronto per qualche situazione teatrale? Teatrale sì, perché se apri il teatro a me per gli spettacoli pronti, diciamo questo è Biondolillo. Abbiamo il Miles Cornutus da fare e poi abbiamo Pidocchi Scaduti, che è un seguito di Pidocchi riusciti. Quindi abbiamo queste 32 repliche da fare, speriamo. Wow, bellissimo, bellissimo momento, grazie al maestro Zarcone e Giuseppe Milici. Allora Antonello, intanto
Grazie per aver accettato il nostro invito. Tu sei a Roma in questo periodo, stai progettando la ripartenza. Come sarà la ripartenza di Antonello Costa? Ho comprato un barattolo di vasellina. Non so se intuite come andrà, però prima di Vincenzo volevo dirti, sentivo prima, anch'io ho la sabbia in macchina, lo sai? No, a parte la Bruno non sapevo che anche Costa viaggiasse. Sì, io ho la macchina piena di sabbia, quando non riesco ad arrivare in autogrill faccio i bisogni in macchina, poi raccolgo e butto la sabbia. Sei sempre straordinario. Io volevo chiedere Badabum naturalmente a Giovanni Alessandro perché hanno deciso anche loro di dedicarsi a Colapesce Di Martino con la cover, una parodia di Musica Leggerissima. C'è una motivazione ben precisa, ragazzi? Ma in realtà c'è stato proprio chiesto da chi ci segue. Cioè noi abbiamo fatto prima le parodie sempre riguardanti Sanremo di Chiamami per nome e quella dei Maneskin, che in questo momento non ricordo il titolo, ma è bellissimo. Sì. Salutiamo i Maneskin. Quella. Damiano. E poi proprio ci hanno chiesto tutti bellissimi, però fate quella di... Fate musica allora, siccome Di Martino e Colapesce sono siracusano e palermitano, noi siamo siracusana e palermitano, avevamo voglia di raccontare questo incontro, abbiamo detto con la loro canzone facciamo questo e uniamo la Sicilia con avevamo voglia pure di parlare poi di Sicilia, anche che faremo un format quest'estate, un progetto in giro per tutte le province. Hai capito, fanno concorrenza io compro Sicilia. Magari collaboriamo. Magari collaboriamo, chi lo sa. Siete curiosi? Varietà, questo è un varietà, sapete che il nostro varietà differisce dagli altri perché è molto americano, è molto in un club, è all'interno del mob, quindi è molto americano, differente da tutti gli altri. Senta Bruno, lei se tutto va bene riprende con A rivedere le stelle, se non sbaglio? Sì. Se tutto va bene? Andrà tutto bene, ma non è la frase che si diceva l'anno scorso. Ormai il peggio è passato, quindi deve andare necessariamente tutto bene. E abbiamo preparato questo spettacolo, parlo al plurale perché dietro questo progetto c'è una squadra abbastanza cospicua di persone e per omaggiare la figura del sommo poeta, appunto nel 700° anniversario. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Per me si vane la città dolente, per me si vane l'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, lasciate ogni speranza. Ci sono degli amici siciliani, ci sono gli amici che naturalmente ci seguono, magari non sono in diretta, non possono essere con noi qua stasera, però magari ci mandano saluti. Lo sai chi ci saluta? Lo sai chi ci saluta? Regia è pronta? Mi fa partire il saluto perché c'è un'amica che io ho seguito, ha detto che non poteva essere qua, però ha detto ti mando un saluto. Chi è che ci saluta? Prego regia, vi faccio vedere. Un grandissimo saluto a tutti gli amici di Sicily On Air da Siria. Ciao. Ciao Siria, un abbraccio. Siria, brava, molto brava, applausi. E allora, dicevo prima nel presentarti, è stata un'annata il 2020, nonostante è arrivata la pandemia e tutto quanto, però per te è stata magica. Sì. Regia, possiamo far vedere delle immagini, possiamo commentare con la diretta interessata, colei che ha vinto? Eccolo qua, per favore. Lady Gaga.
Guarda, sono stati dei momenti pazzeschi, davvero. Io non pensavo il 2020 e tra l'altro è stata una delle annate più dure per fare tale e quale, perché poi immagina in piena pandemia con trucco, parrucco, tamponi continui, la paura di prendersi il Covid, Carlo Conti che si è preso il Covid. Blocca, applauso! Fammi vedere l'immagine, la schermata finale, perché Lidia Schillaci vince tale e quale 2020 e ce l'ho qui! Dallo studio di Dimensione Suono Roma, Giulia Terri. Ciao Giulia! Ciao Giulia, come stai? Buona serata a tutti, io sto bene, grazie. Saluto gli ospiti del tuo salotto, saluto il maestro, saluto te, saluto anche la tua camicia, che è bellissima. Ah, ti piace? Ti piace? Ormai tu sei romana. Senti, allora intanto Giulia, è uscito un articolo qualche settimana fa su una rivista molto importante, sì. È vero? Quale? Sì, I Love, ovviamente, quale poteva essere? Una delle più belle testate giornalistiche, I Love Sicilia. Sono stata intervistata, anzi ho fatto una piacevole chiacchierata con Lillo Maiolino, che mi ha accompagnata in un racconto che forse sai come sono i giornalisti, no? All'inizio tentano piano piano di farti aprire e poi boom, esplode la tua vita. Infatti poi lui è stato molto molto bravo a raccontarla e ad esprimere effettivamente il sacrificio, ma anche il piacere adesso di essere qui. I am alone in a crossroads. I'm not a home in my own home, and I'm trying to say what's on my mind. You should know. Now I'm down believing you. You don't know what I'm feeling. I know that I want you made of me. I follow the voice you came to me, but now I gotta find my own. In questo momento gente che è andata via, gente che ha cambiato, gente che ha deciso di mollare tutto per cambiare vita, come Federica Terrana, perché vi dicevo adesso, ma a quanto pare è successa una cosa analoga come la Giulia Terri che abbiamo sentito prima, è vero? Sì, è vero, però... me lo dica, spoileri qualcosa, mi faccia qualche gossip, mi crei lo scoop, mi dica. Anch'io ho lasciato anni fa il mio lavoro, sempre nell'ambito giornalistico, per creare... Ho creato la testata giornalistica orogastronomico.it, da qua poi mi si è aperto un mondo, ho lasciato il mio lavoro, un lavoro insomma a contratto per fare la libera professione e quindi creare questa testata giornalistica dove racconto tutte le eccellenze siciliane. Infatti se vi collegate su orogastronomico.it vedete itinerari di gusto, tant'è che per ora col lockdown mi sono dovuta fermare, però ripartirò a breve per provare tutte le esperienze culinarie, quindi gastronomiche. Con tanti imprenditori, tanti brand importanti. Tanti brand importanti. Sai che devi fare in mano o in lavatrice e sarai Dovete sapere che loro rappresenteranno la Sicilia insieme a altre componenti siciliane, però a noi ci stanno a cuore al prossimo Sanremo Rock. Sanremo Rock! Vedrai ci salveranno, son cose senza senso in questo pazzo mondo, ma sono sensazioni che vivono con noi ed io vorrei rubarti l'anima e respirare il tuo profumo e poi volare tra le nostre stelle che conosciamo solo noi, io e te, ed io vorrei rubarti l'anima per poter stringerti vicino a me,
ma tanto poi ritornerai, sarai la musa. Allora, con grande piacere stasera di avere, posso dirlo, il mio maestro. Posso dire, ma fate vedere dietro le quinte? Eccolo là, signore e signori, Salvo La Rosa! Buonasera! Eccolo qua! Siccome ormai siamo tutti pazzi, con tutto cuore stiamo facendo le condivisioni. Ecco qua. Guarda che omaggio Sicilione, con tutto cuore, ragazzi, con tutto cuore. Dobbiamo questo hashtag a mia nonna. Ovviamente mia nonna non c'è più e se ci fosse io le dicessi nonna ho un hashtag che hai ispirato tu, le dice ma che stai dicendo? Perché mia nonna quando io l'andavo a trovare mi diceva un signore da Benedice ti abbraccio con tutto cuore e quindi mi è rimasto questo modo di ringraziare chi ci vuole bene. Ci devi stare, inutile scappare, che poi in zona rossa non puoi uscire, no. Siamo esauriti, tutti igienizzati, cambiano il colore tipo semaforo. E io sono qui in veste, diciamo, di accompagnatrice invece di Nino, perché non è il mio solito cantare, io lo faccio solo per continuare la tradizione di mamma e quindi mi presto a cantare. Però arrivo. Quando a chiani sta scaligia, tu sta cura non ti sdirrubare, si picciriccia e non ti può suo amare, ti lo giuro in verità. Taliuriccia, pippineggia, rume cori, non mi fai impazzia. Taliuriccia, pippineggia, rume cori, non mi fai impazzia. Motivetto? Cecilia! Allora, Cecilia! Ciao! Come stai? Ciao. Come stai? Bene, sto bene, grazie a Dio sto bene. Tutto bene. Poco fa parlavamo di te, ma soprattutto ci citavamo perché ti ha citato, me lo inquadrate, Salvo La Rosa ti ha citato prima. Ciao insomma. tesoro! Ciao Salvo, come stai? Mi manchi tanto! Eccomi, anche tu, Manchi. perché questi signori e queste signore meravigliose non sanno che tu mi hai insegnato a ballare il pam-pam. Che bruci come un fuoco l'arma mia, lo sonno della notte mi rubasti, a dormire con te, te lo portasti, puro silenzio mi parla di te, che bruci come un fuoco l'arma mia, puro silenzio mi parla di te, che bruci come un fuoco l'arma mia. Maria Corso, Gerardo Vitale, Maestro Furceri, grazie mille. Quindi bentornati anche a voi, attori della nostra bella terra sicula. Anche qua un fermo biologico forzato, cara Emanuela, Giuseppe. Sì, infatti. Però La prima trasmissione. è la prima trasmissione, quindi quando ha chiamato canzone noi potevate dire di no perché potevamo la smette di dire queste cose, non è vero, non ci crede nessuno. Assolutamente vero. Intanto ha risposto sua moglie, mi ha risposto al telefono, ha detto Vincenzo sono contento di sentirti. Col viva voce però. Noi possiamo anche col viva voce. Sì, okay. Col viva voce, quindi controllavo tutto. Io volevo invitare per un attimo eri che io volevo invitare solo la consorte, però siccome lei lega a Moschella me ne sto andando. No. Non ti fidare,
di un bacio a mezzanotte. Se c'è la luna non ti fidar, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidar di stelle galeotte che invitano a volersi amar. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognare fantastica. Signore e signori, in collegamento un'altra coppia, sono i fuori classe della comicità siciliana, signore e signori, i Soldi Spicci! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ragazzi! Sì? Sì, siamo qui, ti sentiamo dalla Palapa! Dalla Palapa. Siamo in collegamento con la vostra Palapa, giusto? Che fate? È arrivato il cibo? Ragazzi, scusate, allora è arrivato il polo spiedo, allora però siamo contenti di essere in collegamento con Alessandro Amato. No, ma chi c'è Alessandro Amato? Sono Vincenzo Canzone. Claudio, non è lo sport. Ciao Salvo La Rosa. Non sono Salvo La Rosa che è stato qua la scorsa settimana. Io sono Vincenzo Canzone, ti ricordi il conduttore, quello che faceva la mattina? Sono io! Passami Annandrea. Passami Annandrea. Annandrea, voglio parlare con te cortesemente. Vincenzo, mi devi perdonare, ti giuro, se è preparata questa cosa da tipo 2 Sono una pianta che cresce e che fa frutti con te. Sono una barca che avanza in questo mare che ho. E non sono niente se non ti ho. E non sono niente se non ti ho. E non sono niente. Grazie. Grazie mille, grazie. Viva Piazza Armerina, viva Piazza Armerina. Grazie mille. Allora, buon rientro a Piazza Armerina, salutatemi questa città meravigliosa e magari ci vedremo durante l'estate. Chi lo sa, perché Sicily On Air si muoverà in giro per la Sicilia, ci sono già alcune tappe che noi faremo. Io ho detto già qualcosa la scorsa settimana, sicuramente ce ne stanno, io non so se posso continuare a no, non posso, il mio patrono mi dice che non posso dire nulla. Prossima puntata posso dire già alcune date. Va bene, grazie naturalmente. Grazie mille. Allora, vediamo un po' Trazzera, che cos'è Trazzera? Sonia Amsa è molto brava. Regia, per favore, mi mandi un po' di Trazzera, vediamo un po' cosa ha combinato. Prego regia, Trazzera, programma veramente delizioso. Il nostro chef, bravissimo, Gianluca Gai. Come cavolo l'ho chiamato? Gianvito Gaio. È bellissimo, questa cosa mi piace. Così è perfetta però. Insomma, ne hai visto meglio veramente. Forse è meglio che la entri tu. No, me ne vai. No, Ragazzi, la pasta. Un filo. Basta così. Ah, lasciati quanto? Lasciamo una notte a mollo. Ho fatto una domanda pertinente. O se no, se c'è tempo un paio di mesi e vedi, poi ritorni e vedi cosa è successo, ecco. Tanti altri, da dove nasce l'idea di Trazzera, insomma, diverse puntate con tanti ospiti. Chi è l'idea di Trazzera? Allora, i produttori sono il Blog Sicilia, il Viaggio Semilia, che tutti conosciamo bene. Ciao Biagio, un abbraccio a Viaggio Semilia, Blog Sicilia di grandi successi. E non dimentichiamo il birrificio Bruno Ribadi, che salutiamo altra anche eccellenza lui, siciliana che salutiamo. Siciliana, assolutamente.
E allora, Nasce bene. da Poi abbiamo qualche un'idea. altra azienda che vogliamo menzionare? Non siamo in televisione, quindi possiamo menzionare tutto. Poi, ma comunicazione esce nella È mia giusto, natura. è nel tuo proprio, nel tuo essere. È nel mio essere, perdonatemi. Ora, comunque, questo qua è un omaggio che facciamo a Rosa Balestretti. Sì, fra l'altro è la prima volta che lo facciamo. L'abbiamo preparato quindi proprio. è la prima. Perdonateci prima. se faremo magari qualche gaff. Vabbè, ci sta, dai. Picciotti che va vita a maritare, più prima ancora di fare i vizziti, la zita sopra e sopra da guardare, se non volete inganni né patiti. Se non sapi travagliare, dopo niente si può fare, dopo niente si può fare se non sapi travagliare. Ma chi sono niente? Come niente? Non è niente, non è niente, dico non è niente. Maurizio, una che non sa lavorare. Ci sono cose più tinte. Cose più tinte di chi? Se sapesse so cosa succede a me cucino Ciccio. Lo cucino Ciccio? A me cucino Ciccio, a me cucino Ciccio. Che tu vuoi capire? Me cucino Ciccio, che tu vuoi capire? Che sta scendendo te? Che tu che sta scendendo O figlio d'azza. O figlio d'azza. E che ci sono successo? Ah, se sapesse. Che ci sono successo? Dai. Sentite. Sentiamo. E maledetto quando mi maritai, trovai a me moglie senza pila. Dopo 3 giorni che mi nattunai, la mia moglie una via pila. Mia moglie una via pila, una via pila. Che succede? Scusate, Che c'è? Ma queste sono cose personali. Ma quale cose personali? Sono La cose pila. intime. Ma quale cose? Ma che capisci? Queste sono cose un po' da camera da letto. Siamo Ma in quale, orario la non pila nella appropriato. camera? Ma che capisci tu? La pila, o sciacature, va! E per cui non ricevi Ma scusa, prima, se mi scusa, non l'ho capito tu. Senti, io mi sono permesso di entrare un po' nel... Mi hai curiosato. Ho curiosato, per esempio, pensate un po', Maria Mistretta, a chi ha incontrato proprio fisicamente. Si può, cari amici? E allora vediamo un po'... proprio hai fatto... Tra hai gli curiosato, incontri che hai ho fatto, capito. tra gli due ne hai incontrati. Ciao ragazzi, sono Lorenzo. Ciao, sono Gianni Morandi. Ciao, sono Raff. Ciao, sono Renzo Arcuri. Ciao, sono Irene Grandi. Ciao, sono Checco dei Modà. Ciao ragazzi, sono Tiziano Ferro. Ciao, siamo Subsonica su RGS. Speciale weekend. Ecco, Vediamo dove siamo. Così. Grandi successi su Radio Antenna dello Stretto con Marina Mistretta, ma non lo dico neanche, con 2 artisti. Ma voi siete di più, voi siete 2 artisti. Siamo 2 passi. Siamo di più. 2 grandi persone. Voi siete 2 anime fantastiche, secondo me, lo posso anche dire. Grazie. Laura Pausini e Biagio Antonacci, ben arrivati. Grazie mille, siamo Grazie. felici di essere davanti a questi microfoni che ci uniscono a tutta la Sicilia. Volete sapere che gli ospiti, dico, lascio stare il sottoscritto che in questo momento è bipartisan, però i 2 che vedete accanto a me, quando gli ospiti, si parla di ospiti musicali, sono passati da Marina, sono passati da Doc, cioè quando passano a Palermo, bene o male, insomma, sono i 2 punti di riferimento. Stasera sono contento perché mi sento quasi il giudice in questo caso e sono contento. Poi non c'è nessuna sfida, io ho soltanto assolutamente da imparare. Ecco, No, ma... 36 anni di radio. Ma potrei dire la stessa cosa, ma il bello della radio credo che sia, al di là della competizione naturale, ma credo che sia assolutamente proprio la collaborazione più assoluta, la stima incondizionata e reciproca che regna, credo, in maniera assolutamente palese.
these eyes before. Just what the truth is, I can't say it anymore. And I love you. Quando menziono Time non posso non ricordarlo, sarebbe stato molto felice di vedere questa puntata e di sapere che tu eri qua, ne sono convintissimo. Lello Sanfilippo, che è un grande editore che ci manca. Guarda, se mi consenti 20 secondi proprio per nel ricordo di Lello. Lello ha creato Radio Time di fatto, l'ha portata avanti per tanti anni, l'ha credo fatto diventare una realtà importante, ha coltivato tanti sogni, il mio per primo. Io sognavo di fare la radio e avrei probabilmente pagato di tasca mia per poter fare la radio e poi a un certo punto questo sogno si è tramutato in realtà, credo, in una realtà straordinaria come Time. E poi ha coltivato un altro sogno che è quello della visual radio, che ha soltanto visto nascere e che non sta vedendo crescere, forse il rimpianto maggiore, però a lui va la gratitudine, credo, non solo di tutta la squadra di Time, tutta la famiglia di Time, perché quello è. Credo che Eliana che c'è stata, Marina che c'è stata, possono testimoniarlo, e anche gli ospiti che spesso vengono. Sì. E credo che sia, come dici tu, in questo momento possa essere orgoglioso di quello che ha creato e di quello che è rimasto e che sta continuando nel suo segno e continuando a coltivare il suo sogno, che è il sogno di noi. Non è stato facile, non è facile fare questo lavoro. Io volevo ringraziare chi mi dà fiducia, il maestro Vincenzo Biondo, che è stato mio validissimo. Grazie Vincenzo per aver collaborato con me. Spero di incontrarti in estate, comunque in una prossima stagione, te lo dico seriamente. Ringrazio Sonia, Marzia, Paolo, Gatto, insomma, che era nella prima stagione. E poi Saro e Marco, che sono la famiglia del Mob, grazie. È stata arrivare qua il giovedì era una bella sensazione anche in zona rossa, sai, l'ansia e tutto quanto. Qua si viveva in una bolla e lo abbiamo fatto. Peppe Scozzola, Angela, che ha avuto dei momenti, c'è stato il mancamento tuo che è stato ripreso da molti come uno dei momenti cult, quando sei caduta giù, però sta molto bene, e quindi saluto anche insomma, la regia, Vittorio che non c'è stasera e ci ha seguito sempre. E quindi saluto Davide, saluto chi mi dà sempre supporto, la mia famiglia che mi aspetta a casa sempre e mi sostiene anche. Comunque, insomma, cerchiamo sempre di fare il meglio che possiamo. Io mi sono trovato benissimo, vi ringrazio, saluto anche come dire, l'aspetto pubblicitario dall'inizio, grazie veramente al settore pubblicitario. Grazie di cuore, la Gianfabi che ho ringraziato. Qualora lo vogliate, seguiteci sempre e chissà, Sisi On Air tornerà con la seconda edizione. Da Vincenzo Canzone è tutto, buona estate, ci vediamo in giro, vi voglio bene, grazie. Buonanotte a tutti, grazie. Anche quelle notti in cui voglio morire, amico, stammi vicino. Buonanotte, grazie.